Saluda a totus, oggi siamo a Bida Massargia, siamo in struttura sportiva per fare dei sport, della cultura sportiva che è proprio una delle caratteristiche della ida di Bida Massargia, che è una società storica, la polisportiva, che ha in suo tempo scolato accolto meda sport, ma come soprattutto su football come sport che viene praticato. Vamos a fare con sos protagonistas che sono sos giocatori storici, che qualcuno di essi vamos a fare una ragione, un ubago può tornare a raccontare su chi si è fatto in suo tempo scolato, su chi si è fatto in suo presente e su chi si ha da fare in suo tempo il benitore. Seguitemi. Buonadì a su presidente Antonello Canè, presidente de su Bida Massargia, de squadra di Vubalu e della polisportiva. Presidente, innanzi di tutto, quando nasce da questa realtà sportiva in Bida Massargia? Intanto, la polisportiva nasce a settembre del 1970, inizialmente fare a scetti calcio, poi andando secondo il tempo ho fatto finze pallavolo, mini basket, pallamano e tuttora sono scetti a fare calcio perché purtroppo le forze che erano sono vagus e quindi si sono dedicandosi da scetti a su calcio, però prevedo di tornare a fare pallavolo e fare pallamano pure e fare tutto ciò che è necessario a fare. Difatti si casinare a polisportiva, però per il momento come al nato 2 presidente si fa che solo su Vubalu, duca este vinza sa scuola calcio, sa polisportiva de Bida Massargia e canto sono iscritti e da nuenini, da gale balti, da gale biddas limitrofa sa benini. Intanto, se no siamo già a livello di picciocchetti, dei pippiedi, siamo già 100 iscritti e bene già dello sul territorio. Naturalmente di Bida Massargia, venite da Domonosa, musei, iglesie, Carbogna, renesti più di Siliqua, tant'è vero come vi sta andando lui, sono scuola a calcio, sono una dei 20 sociali in tutta la Sardegna che si poteva vantare di essere scuola a calcio. E tenevo un bello settore giovanili e stiamo puntando ad migliorare, ecco. Difatti, uno in questi ultimi anni si è valorizzato molto sul settore dei giovani, tanto che Bida Massargia potete vantare questa collaborazione con la Cagliari Football Academy e tenete finza sul riconoscimento di scuola di Vubalu come abbiamo nato. Come siete arrivati a questo risultato? Sul risultato devo soltanto innanzitutto con pazienza e lavorando bene perché voi a Salvini siamo stati premiati su dei pipis e dei genitori che sono dentro progetto a che noso, quindi poi può essere scuola a calcio, deve essere i requisiti giusti, deve essere le categorie, deve tenere allenatori
patentato in modo che i spicciocchetti crescano in una maniera giusta e educare soprattutto, ecco. Una delle emozioni semannas è stata di sicuro su passaggio in promozione di Subida Massargia in sanno il giusto 2017 e 2018 in sanno sportivo e uno dei suoi attaccanti che ha contribuito a questo risultato è stato Nicola Farci, che conosco bene, che in questo campionato ha fatto 11 rettes e in l'ultima die del campionato contro a su Villa Peruccio ha segnato una rete decisiva che ha mandato Subida Massargia in promozione. Come è maturato questo risultato e vi un progetto oppure è maturato, come si narra in italiano, l'appetito viene mangiando e dunque è stato un risultato che è nascido in su corso del suo campionato? Ma sicuramente è stata una sorpresa, è stato frutto del suo lavoro, di chi ci fu da prima del nostro, che ha fatto sicuramente un ottimo lavoro, ha portato su Villa Massargia in promozione questa categoria più alta che ho toccato in poche parole. Poi vorrei al suo discorso di Nicola Farci, è uno di Villa Massargia, uno che ha sempre giocato con noi, uno che è pruso di un giocatore e quindi sì, ha disegnato un gol decisivo che si era poi a Savini portato in promozione. E noi stiamo facendo il possibile per mantenere questa categoria. Una ultima pregunta, Presidente. De sicuro si sport in Sardegna è narimoso praticato meda, però bisogna criticità se finza a livello di zucchero innanti si questa iniziativa. Due cose, su primo si chiede fare un appello, poiché questa cultura sportiva ben incentivata, e la seconda cosa, potremmo narrare se bisogna un progetto su finza a posu tempo su benidore, posa polisportiva. Beh, sicuramente è difficile parlare, assomma anche per noi perché sono rotto su operaio, su ex operaio, però poi si riesce a instaurare un bel rapporto con l'amministrazione e quindi si aggiura a andare avanti. Certo, sacrificio ci indiori, se era da migliorare sicuramente si merita un po' di attenzione con tutta la gente che si dedica alla polisportiva e con tutti i spicchiosi soprattutto che meritano tanto bene in polisportiva e crescere in una maniera giusta, perché noi sicuramente si cresce in maniera giusta, non solo su sport, ma non solo se no può creare campioni, ma solo se no può creare picciochetti educati ecco, noi sì, sicuramente meritiamo su dei prusi secondo me. Grazie Presidente, questo che ha nato è una cosa a metà di importo, vinza l'aspetto umano, l'aspetto della disciplina sportiva, che si sport non è solo a giocare a pallone o a fare narimoso partitas, ma vinza un'educazione a lealità, a suo rispetto vinza per il prossimo e dunque questo aspetto umano e l'aspetto educativo è uno dei suoi aspetti di sicuro metà di importo. Grazie Presidente. Grazie a voi. Siamo in compagnia con Marco Tronci, che è uno dei suoi giocatori storici di Subida Massargia. Marco, benvenuto tu prima di tutto e mi fa che piacere a ti fare questa pregunta. Pocanto anni hai giocato in Subida Massargia, in di ruolo e qual è stata l'esperienza tua in questa società? Ho iniziato a giocare, buongiorno a tutti innanzitutto, ho iniziato a giocare in Sapoli Sportiva che abbiamo 6 anni. A Pusmitio quindi abbiamo 30, poi impegno di traballo e poi un problema a un ginocchio. Ho iniziato a 6 anni, sono arrivato che poi questa passione vera e propria nasce in questa strada, perché se forse tra le ultime generazioni che hanno avuto questa fortuna di poter giocare
in sa strada, quando ancora si vorrà, manca ci puntare il renno su libero, sono si vorrà due sperdas o due spallu su e si vorrà giocare con i spicciocchetti su dessa rione, dessa ruga onde deu a pubifio. Poi dopo questa passione vera e propria nasce in cui, perché in sa famiglia mia non c'è mai stato nessuno che ha giocato a palloni prima di Mimmi. Babbo mio manco di castiare la partita, se proprio non do piacere, mentre mamma mia da scastiare fu abbastanza diffusa. Manti donna la possibilità di giocare con la sportiva e ha iniziato in questo percorso con il settore giovanili dei Spulcinus fino all'Ompi a juniores regionali in questo anno ci sono stati finze di soddisfazione se ho vinto campionato, ma la cosa più importante è stata questa che nasce l'amicizia con i spicciocchetti di Bida, che coetanei e non, e con i spicciocchi di fuori pure, che sono avversari ma non nemici. E ho fatto, c'è ancora amicizia come era De Gustus, che nonostante abbia smesso 15 anni, 13 anni ormai, e funti ancora che hanno su incontro c'è proprio questa amicizia. Dopo sul settore giovanili a 16 anni ho iniziato a giocare con i picciocchi umani, tra cui in questa squadra ci fu il suo presidente Antonello e ho giocato po' 15 anni in prima squadra. Quale ruolo, Marco? Sul ruolo mio inizialmente giocavo terzino sinistro, poi sono mancino de nascita e come ti nasce presidente sono sinistravo. E poi dopo quando sono cresciuto mi ho fatto giocare sempre in mese su campo come mediano, famo uno che correre a mera, non famo mera bravo con i spesi ma abbiamo mera ganna di fare, corremmo, mio nome te fai e ho sempre giocato con questo ruolo. In un anno mi sono finito soddisfazione di questo ruolo, è capitato con Antonello allenatore, ho fatto fin 15 gol come centrocampista in seconda categoria. Certo non fu di categoria dei professionisti, ma la passione a volte, cioè la passione fin in categoria bassa sa balli di mera. Come hanno due giustamente narimo su chi finza aspetto sociale in una società di sportiva come la polisportiva di Bida Massargia, ma altre realtà che tenemos in Sardegna è meta di importo e ha fatto crescere finza a livello umano che ha cattato persone con sa scala ha instaurato come hanno due in suo rapporto con suo tempo. È un'altra cosa che mi ha ho fatto gasi piacere che a se spesso si incomincia proprio da sa carrella, da si strada, da sa ruga a giocare a pallone e dunque questo è stato un po' così storia tua Narimoso. Sì, questo è questo che ho fatto come te giocherò in Areuso. Poi in società ho finito quando eravamo circa 23 anni, ho giurato a Alessandro Perra, che fu un compagno di squadra, che era come allenatore questa squadra di Saliefus e donavamo una mano, quindi quest'anno è stato particolarmente impegnativo, perché dopo questi allenai e andai a fare giocare spicciocchetti e poi a Sumerì andai a giocare in Noso, quindi su domingo fu impegnato da Sumengiano fino a Sumerì. Dopo che ho smesso, sempre con Antonello che si lega fino a un'amicizia oltre a questo rapporto che c'è di compesano e io allenavo 4 anni o 5 anni in poi una squadra che affronta Pulcinus e tu sei ubicato su Finze si portava su fino a questa categoria dei giovanissimi e in questo anno ci fu in uno di questi spicciocchetti si giocava in promozione in questa squadra di Bida e in questo anno si sono spaziati e giocava su fino delle soddisfazioni, si portava 2 anni su desiderio subito in fasi provinciali di questa categoria e Nareso che oltre a essere stati un giocatore
poca in un anno, non con continuità di demora dirigenti, sì, però donna una mano, finché quando ci fu sul torneo dei pallavolo nazionali e devo insistere che abbiamo studenti e donniamo una mano in organizzazione di questo torneo che fu conosciuto a livello regionale e finché nazionale, perché fu una nazionale benetta squadra de Foras a giocare noi in vita e a Varranta finché a Dromi, 15 giorni noi fu una festa, ci fu questa spicciocca che è andata a mare, giocante, quando non giocante a senta in prazza, in una vita come questa nostra che è abbastanza vittichedda, quando l'ompi di gente c'è sempre un luogo di festa. Ecco, questo è questa storia mia in questa polisportiva, devo essere mera affezionato a questa associazione, riconosco il traballo che va in poi spiccioccheddo, prodotto spiccioccheddo, in tutto i anni che danti fatta, poi non è deseo che anti iniziamo, ma fonti adesso 70 che dovante mera gente ci ha posto mera passione, mera tempo, magari trascurando vince sa famiglia, i figli. È tutto questo, qualcuno è brintato vestito, qualcuno ha iniziato e ancora a cesti, qualcuno ha iniziato come giocatore da accabare come presidenti, quindi adesso che è un riciclo che ne brinta nella famiglia e nella polisportiva difficilmente si stacca, sempre con su legami cesti, sempre un luogo de passioni di avarra da vostra associazione, sempre sul rispetto sul traballo che va avanti. Difatti, si uno magari incomincia da come giocatore, però come fustinando due, giustamente si veste questo affetto e questo ambiente favorevole, bello, familiare, veste la possibilità di come è su caso Doma, de Medas, che hanno seguito come allenatores, come finza a dirigentes e le aree che finza scalchi soddisfazione come la promozione di Subida Massargia, che sapore si stata finza spoisatero, che non la si bifida come giocatore, ma bifida come membro di questa famiglia che è stata polisportiva. Sì, poi per quanto mi riguarda, devo bio vittoria, finché se non faccio parte di questa associazione, bio vittoria è un luogo finché mia ancora, poi sei parte di questa società, con i anni che ci ha giocato, che ci ha permesso ginnucus e via dicendo. Questo fa che parte del suo gioco come si narra, però... certo, quando uno si pone in gioco sul rischio di singolli cesti, sul rischio di fare finché brutta figura se giocando, ma finché di renni grandi soddisfazioni. Se devo punnare in sapoli sportiva in anni, ha pure mera soddisfazione. Che in nota mi si arrinnegato, capita in ogni luogo che uno si arrinneghi, però ha pure mera soddisfazione come appunto all'inizio. Posso essere mera amigos con cui ha giocato, con altri che non ha giocato ma sono avversari che nasce amicizia ed è tuttora quando besso incontro sempre qualcuno ma tu giocasti a Villa Massargia, tu fu sta cosa, quindi adesso che la polisportiva ha dato la possibilità di in paio altre associazioni, ma in questo momento perché stiamo della polisportiva a me la picciocco de bida si ritirato, di essere entro in un campo, di non essere in strada a poi andare a difficoltà di questa fila ti presenta. Se lui si è ritirato, impegnato in un'attività, qualunque cosa sia, tieni sempre più spazio tempo di andare incontro a difficoltà che questa fila ti può ripresentare. Sono d'accordo, sì, difatti si finza si sport este qualche cosa che selbi di finza come il riscatto, qualche volta come il riscatto sociale dei piccioccheddos che se non sono indirizzati in suo cammino giusto rischiano veramente di si perdere. Marco, un'ultima pregunta, vesti stata in tutto questo anno qualche episodio, qualche aspetto o in positivo o in negativo che dà veramente ferto finza a livello umano e in ambito proprio dei sport? Negativo quando mi sono gotto, perché adesso che
oltre ai impegni di traballo, intorno a quando eravamo 30 anni, ho avuto un infortunio a su ginocchio e in cui purtroppo è iniziato la fine della carriera mia, che è stata una carriera mera semplice, senza grandi riconoscimenti, però è stata per me importanti, perché tuttora mi porto in su bagaglio personale l'esperienza fatta in su campo e in polisportiva. Quindi una cosa che forse si sapeva che mi ricordo è questa quando mi sono fatto su ginocchio. Il più bello, come ti ho prima, quando ho subito i finali provinciali con i spicciocchetti, si pensa a quando giocavamo, quando abbiamo vinto il campionato di terza categoria, quando tra l'altro Devo con altri siamo stati i primi a vincere un campionato. Poi prima la polisportiva andare in seconda, dessa terza a seconda sempre per il ripescaggio, mentre Devo con Giuseppe Pina, Alessandro Verra, s'allenaroi fu a Chicco Pramas, ex giocatore su Villa Massargia, poi allenaroi che è vinto la prima volta sul campionato della terza categoria senza essere ripescato, quindi se sono andato in seconda categoria direttamente senza essere ripescato. Poi esatto campionato subito, un anno una salvezza raggiunta a Savini dopo tanti sacrifici e adesso che questo sono tutte cose positive, ma la cosa più importante è che mi avvarra da Mimi non sono questi episodi, ma sono tutte le amicizie che nascono con i dirigenti, con i allenatori, con i giocatori, con i avversari. La cosa secondo me più importante che mi avvarra sono queste amicizie, che non si offrari ma io ho passato un mero tempo in pai, se ho parlato su ore e ore in su campo, ore e ore in su spogliatoio, ore e ore a papà una pizza in pai, quindi ha rifatto nascere veramente amicizia e tuttora, nonostante sia da 3 anni che non gioco, tengo ancora questa amicizia, questo legame, questo ancora mi fa di mera piacere. Difatti sì, come si funnande innanti si beste proprio l'aspetto di si rendere utile, non beste l'aspetto solo di primeggiare, la competizione sportiva anda bene, però è chiaro che finza su essere un luogo collaborativo, finza quando si gioca in campo, è un aspetto fondamentale, la filosofia che deve caratterizzare si sport. Progetto su benitore, Marco, qualche cosa su tempo su chi ha da bennere? Non riuscivo, non mi piace a me mi programmai troppo, le cose devono bene naturali, devono essere coinvolto in una cosa, Dio non serve mai nessuna volta a nulla, oggi una cosa non lo fai, poi in questo momento su tempo, su famiglia, si impegno su traballo e tutte queste cose, ma che non ti hanno questa possibilità di pigliare impegno, ma non ho manco non da fare mai, poi come una mera volta per me la polisportiva è una famiglia e i dirigenti si mi fanno intendi in domo sempre, quindi poi sicuro che in suo tempo torri a fare una cosa, non è che questo non succeda. Siamo in compagnia di Roberto Perra, che è il segretario della polisportiva, di sicuro è un incarico meda impegnativo come si narra da Roberto, dei te di occupa? È mera impegnativo, poi c'è un sacco di cose fai sempre, ogni dì. Pensa a livello di amministrazione? Di amministrazione, preparare i documenti, domanda di contributo, tesseramento, visita medica, di tutto di più. Noi infatti non si basiamo mai, Natale, Capodanno e Pasqua e Ferragosto, le uniche disi di vacanza, altrimenti siamo sempre noi, mi aggiungerà un'altra persona pure, e venendo da un mese, e quindi non va che tu sesti alle piausa
su peso di questa cosa. C'è mera cosa che fare, ormai è tutto online, dematerializzazione che poi non è materializzazione, poi su documento vai scansionato e poi archiviato e quindi su app c'è sempre, non è che non ci sia, comunque c'è mera cosa che fare. Roberto, narimoso che tu in suo tempo scolato ti sei occupato di pallavolo in Bida Massargia, deite in si specifico come giocatore ma vinse come allenatore? No. Io mi sono occupato sceticamente di dirigenti, non ho mai giocato a nessuno sport, ho provato sempre su dirigenti. Sei in polisportiva adesso 77, quindi punti 45 anni. Ho provato sempre su dirigenti, prima adesso calcio, poi quando sono cominciato con gli altri sport tipo mini volley, mini basket, pallamano, atletica leggera, ho dato una mano per il settore giovanile in generale. Ecco. Poi si è passato a pallavolo, quando c'è stato bisogno di una mano di aggiuro, pallavolo femminile e ho fatto campionato di seconda divisione, di prima, di Serie D e ho fatto finché il playoff per la promozione in Serie C che però purtroppo è Usuverdio contro la squadra di Porto Torres e poi sul torneo a carattere nazionale conoscersi con lo sport che ha tenuto mera risonanza sia a livello regionale sia a livello nazionale e pure mera schiu del suo pubblico, si è arrivato a tenere fino a 1500 spettatori che non è pago, poi ci punta a partire da Serie A che non arriva a 1500 spettatori, anzi poi in Aragone. È stata un'esperienza che si è arricchita. Poi ho condotto tanta gente sarda, gente dell'Emilia Romagna, del Veneto, del Lazio, dell'Umbria, poi bene hanno paghetto di ogni parte, del centro Italia e del nord Italia. Si vai sul Orneo, poi venta s'agita al mare, poi Obbligo su Mare Nostra è sempre apprezzato. Con il suo pullman a disposizione, poi a me lì, ai 8 mesi, ho cominciato a giocare partite fino a mezzanotte, un tour de force, abbastanza impegnativo però. Anno so bello, anno so de oro potremmo narrare questo, chi poi un vago speriamo a pustis di questo anno so de pandemia, chi torna da partire. Caleste un'ultima pregunta, Roberto, s'augurio, chi due vaghe se finza sposo benitore per questa società importante, finza in suo territorio, non solo a Bida Massargia, chi è stata polisportiva? Noi attualmente rendiamo viciocchetto che viene oltre che di Bida Massargia, dei Bida circostanti, Domunosa, musei, iglesias, de Gonnesa, Gallincuno de Portoscuso, de Garbogna, de Silicqua, Gallincuno bene di San Giovanni Suergiu. Narioso che rendiamo un nome nel suo panorama calcistico, se usa una de Spagus Socerari che rendono sul riconoscimento ufficiale come scuola calcio della federazione italiana gioco calcio, punti vinti in tutta la Sardegna e ci sono sicuro e quindi è motivo di orgoglio è motivo di attrattiva finché lo spicciocchedo dove scientifica in noi ha un ambiente adatto al vostro sviluppo sia sportivo sia personale sia sociale dei spicciocchedos, poi non arausa spilpiuso andare a vincere, andare a giocare e a si divertire e questa è la cosa principale secondo me. E questa è una cosa bella che è un filo conduttore, come intesinare, questa filosofia che ha caratterizzato fin a sosatteros ospiti che abbiamo stento in questa trasmissione, l'aspetto proprio della socialità, l'aspetto umano che è una delle cose più di importo.